Sarà forse il vento che non la carezza più, sarà il suo cappello che da un po' non gli sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta il treni perché non ne passa mai, non rapina banche perché i soldi sono i suoi, vive di tramonti e di calcolati oblì e di commoventi ripetuti lunghi addii, struggenti addii. Dov'è il silenzio, dov'è? Dov'è il silenzio, dov'è il silenzio, dov'è il silenzio, dov'è? Ha una collezione insuperabile di taglie, molte volte vuote già da tempo le bottiglie, dorme su un cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la pampa su e giù. Ogni notte passa e getta un fiore in qualche porta, rosso come il sangue del suo cuore di una volta, poi galoppa via fino all'inganno dell'aurora, dove qualche gaucho giura di sentirlo ancora con me cantare ancora. Bandolero stanco, stanotte ho pianto pensando a te. C'è un po' della mia vita nella tua vita che se ne va. Dov'è il silenzio, dov'è il silenzio, dov'è? Dov'è il silenzio, dov'è il silenzio, dov'è il silenzio, dov'è? Mio caro Vecchioni, dov'è il silenzio? Beh, ti rispondo io. Ti risponde Enrico Peretti, dov'è questo silenzio? Il silenzio, io in questo periodo lo trovo proprio in tutte le censure che artisti, cantanti, giornalisti, uomini di spettacolo, comici, stanno subendo, perché probabilmente mai come adesso abbiamo vissuto un periodo dove devi fare attenzione a tutto ciò che fai, soprattutto tutto ciò che dici. Sei un comico come Pucci, che è un comico che io ho sempre amato, è uno dei pochi che mi fa ridere dopo la zia Marta. Pucci è uno di quelli, beh, la zia Marta lassù in alto, però uno dei pochi comici che mi fa ridere è proprio Pucci. Non può andare a Sanremo, eccolo dov'è il silenzio, mio caro Vecchioni. Il silenzio è ciò che ci impongono quotidianamente chi sta sopra di noi, e secondo me sarebbe un po' ora di finirla. Buonasera e benvenuti, scusate per questa predica iniziale, ma io ciò che ho in mente lo dico. Siamo in famiglia ormai, no? Siamo diventati una grande famiglia, quindi mi piace condividere il mio pensiero con i miei amici all'ascolto. E quello, il numero è fondamentale, è sempre lo stesso, ce l'avete già impostato nella vostra rubrica, il 348 80 40 254, e perché no? Perché non mandare un messaggio stasera? Sì, stasera sì, non sarò solo, c'è Alessia Chelucci tra un po' vicino a me, ma adesso diamo spazio a una vostra richiesta, un brano che non ho mai cantato in casa Peretti, lo dedichiamo alla nostra amica Milena che l'ha richiesto. Pronto, buongiorno alla sveglia dei Pooh, però voglio dire due parole su questo brano. È la fotografia di ciò che succedeva negli anni 60-70 a tantissime band, dove partivano
con il furgone, con sopra gli strumenti, facevano Torino-Palermo, Palermo-Roma, Roma-Catania, Catania-Milano, Milano-Torino, ed era tutto un grande viaggio. Ormai non è più così. E questa canzone è la fotografia esatta di ciò che succedeva ai tempi, dove pronto? Buongiorno, e la sveglia si sentivano dire gli artisti dall'hotel. E fa così. Buonasera e benvenuti a tutti. Ciao ragazzi. Oh, che belli la cantiamo insieme. Per modo di dire, tutto in fretta, bisogna partire. Ci aspetta già un'altra città, l'auto ci attende pulita e la conta decide chi guida. Voglio stare facciamo il pieno e poi via. Mangia la strada il motore e la radio riempie le ore. Uno legge, uno dorme, uno fuma ed intanto si è fatta già l'una. Fermiamoci, c'è l'autogrill. Pranzo speciale alla lista e un autografo per il barista. 100 euro compresa la frutta, un minuto per il caffè. Si parte sull'autostrada del sole, come sempre finisce che piove. Vai più piano che c'è la stradale, se ci ferma facciamo qui Natale. Io questi qui li conosco, al casello ci chiedono un disco. Dove siete stasera a suonare? Se non pago vi vengo a sentire. Questo succede anche a me. Ma siete più belli in TV, me lo dicono tutti. Eccoci quasi arrivati, ci guardiamo sui muri incollati e sbagliamo la strada e chiediamo e poi regolarmente ci perdiamo. Gente davanti al teatro, sarà meglio passare da dietro. Preoccupato, qualcuno ci aspetta, si comincia fra poco, fate in fretta. E questa è la fotografia di ciò che quasi quotidianamente succedeva. A me non succede perché io vado in onda da casa mia, da Luserna, e quindi non ho caselli autostradali, non ho autogrill, ma ho sempre
delle belle donne vicino a me. E questa sera la bella donna si chiama Alessia Chelucci. Buonasera, benvenuta. Buonasera. C'è aria di reggae. Come stai, Juanita? Hai passato un buon sabato e una buona domenica? Sì, grazie, abbastanza. Bene. Io direi di ricordare il numero di telefono che è il 348 80 40 254 per saluti anche alla Juanita Nazionale. Ho fatto un bel complimento a zia Marta, ma non è tanto un complimento perché io davvero la penso così, credo che sia una dei personaggi comici che mi fanno più ridere in questi giorni. Poi lei col suo bruttissimo venerdì è stato un successone anche su YouTube. Adesso... Ma allora sì, ti devo dare un po' ragione, anche se effettivamente a volte tu fai tanto la predica, ma non è una predica, a me piace parlare. È proprio così, purtroppo tante censure su ogni cosa e non è bello non poter dire il proprio pensiero. 3, 2, 1, go. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai. Per me una canzone, mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece per me più che normale, che è un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. C'è una ragione che cresce in me e una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si sente, e poi per me più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. E io non vivrei senza la musica di Casa Peiretti, ma soprattutto non vivrei senza tutti i loro messaggi. Adesso andiamo già a leggerne un po'. Ma che bello! Andiamo già a leggerne un po' perché ne stanno arrivando tantissimi. Innanzitutto, grazie amici a casa. Partiamo dai primi, Enrico. Vediamo, la canzone riconcilia i cuori, solleva l'animo e dona attimi di serenità. Saluti, Rotellini Carlo. È ciò che ormai da 6 anni cerchiamo di regalarvi. L'attimo di serenità che questo poi nel secondo tempo ve lo negherà
spiegherà perché Vabbè, c'è la ma nostra sono faccina rossa, giochi, la dai, faccina ci rossa. sta, sì. Esatto. Ciao amici, buona serata, siete super, lo dice Dani da Alessandra. Grazie Dani, grazie mille. Grazie, ciao Enrico, potresti cantare Un sorriso dentro il pianto di Gabbani, Vanoni, che piace tanto a nonna Paola. Saluti anche a nonno Bruno, vi vogliamo bene, Mia e Andrea. Mi sembra che è una canzone che tu sai, Sì, Un sì, sorriso no, dentro il l'abbiamo già pianto. fatta L'abbiamo più già fatta, ma volte, la ma mettiamo in programma. volentieri. Ciao Enrico, è stato un bellissimo incontro sabato sera al Carnevale. Era molto desiderato dai nostri bimbi. Grazie Enrico, con i tuoi ospiti doni gioia e serenità alle nostre serate. Ti chiediamo di fare gli auguri alla nostra nonna Augusta, gli auguri di buon compleanno da Chiara, Andrea e Gabriele. Quindi regia, vieni in onda un attimo. Grazie. Tanti auguri a nonna Augusta da parte di tutti i bimbi. E poi devo spendere due parole su ciò che è successo sabato. Ero al Carnevale di Barge, ero sul palco, a un certo punto ho visto una famiglia che era lì apposta, sono venuti apposta per conoscermi, per fare una foto insieme a me, ed è stata un'emozione indescrivibile, perché vedevo questi bimbi che mi guardavano così, come per dire bello, Ma non sono i grazie, bimbi che grazie. hanno fatto il balletto, Salutiamo tra Elisa, l'altro. sono i bimbi che venerdì hanno mandato Wow, il balletto. bravi, quindi bravissimi. doppio regalo, mi hanno fatto un regalo venerdì e un regalo sabato. Sì. Ciao Enrico, potresti fare gli auguri di buon compleanno al nostro figlio Tiziano che domani compie gli anni. Grazie anche per l'ora che ci fate trascorrere in vostra compagnia. Salutissimi a tutta Casa Peretti, da Alessandra e Corrado. Tanti auguri Tiziano! Auguri, buon compleanno. Da parte di tutta Rete 7, da parte di Casa Peretti, tanti auguri. La settimana inizia sempre alla grande con il mitico Enrico, la grandissima Alessia. Un abbraccio da Fonsina e Germano. Ciao Fonsina. Ciao, ragazzi. Ciao Germano. Regia, ancora un po' di messaggi e poi cantiamo. Buonasera a tutti da Andrea di Borgomanero. Iniziamo la settimana insieme con Casa Peretti ed Enrico. Bravo Andrea. Buona settimana a tutti voi. Buonasera Enrico, finalmente è lunedì, sai, in TV a quest'ora solite cose. Ho passato le serate di sabato e domenica noiose. Grazie e complimentissimi per la tua trasmissione. Mimmo da Torino, grazie. Ciao, Mimmo. Grazie Mimmo. Voglio ricordare un appuntamento molto importante. Dopo di noi, amici a casa, c'è la finale di nonni e nipoti. Quindi mi raccomando, non perdetevi alle 21:30. Regia mi confermi 21:30 c'è la finalissima. Quindi chi vince vince la finale della prima stagione di questa Bene, dai. produzione di Rete 7. Quindi in bocca al lupo ai partecipanti, al nostro Luciano Bianchini in giuria, Maria Fumero, tutti a Capano. Quindi ragazzi, alle 21:30 finalissima. E adesso vi porto nel Sanremo del 1986, un brano che voi vi siete dimenticati. Sì, io no. La canzone si intitola Brividi e arrivò al 28° posto. E adesso la cantiamo insieme in un modo un po' in modo nostro. nostro. Ok, vai. Come gli amori impossibili, siamo rimasti noi a illuderci e cadiamo come petali. Piangere per già sentirsi invisibili ed ogni volta un po' più liberi da questa realtà. È come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita ora è dietro di me, è un amore che fa venire i brividi e che ci rende nostalgici, simili ai versi di una poesia e a qualsiasi pazzia. Che bella canzone, bellissima. Rosanna Casale, 1986. Avevo 4 anni quasi. È come un cerchio nella
resta altro da fare, sai, che camminare, non fermarsi mai, tanto di strada ce n'è. C'è tutto un mondo fuori e dentro di me. Oh, che bella, che bella, che bella! Pensa che questa è una bella canzone, la prossima si intitola Brutta. Con noi insieme! Voglio sentirvi, anche tu, canta con me, canta con me. Sì. Cannino, te lo ricordi Cannino? Alessandro Cannino. Canino. Eri una bambina, la più stretta della scuola, eri un'acciughina. Oggi hai 15 anni e piangi sola, chiusa in bagno per la festa del tuo compleanno. Tutti i tuoi amici guardano in salotto le altre fatte come attrici. Tu come un fagotto nello specchio non la smetti, piangi e vedi solo i tuoi difetti. Con me, con noi! Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti perdi nella maglietta e non puoi uscire più. Cresceranno i seni, chi ti prende in giro sono dei ragazzi scemi, ma quelle risatine dietro sembrano pugnali, piangi e ti si appannano gli occhiali e il rimel si strucca. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti senti sola e sconfitta e non vuoi mangiare più. Che allegria ti là in salotto e nessuno si domanda dove sei. Vanno via, io ti aspetto con in mano questi fiori per poterti dire tanti auguri. Brutta. Fino a qui è una canzone particolare, però poi l'amore viene fuori adesso, E certo, perché lui dice non c'è. non stare là. Perché poi a lui piace, nonostante lei si senta brutta, a lui piace. E infatti come andrà a finire? E se una cosa piace, piace. Ora nel diario di nascosto leggo il tuo dolore solitario. Questo non è giusto, non lo sai che siamo amici. Piangi e non ti accorgi che mi piaci e mi piaci tutta. Brutta, lo vedi che non sei brutta. Crescere è sempre una lotta, ma conta su di me, perché non sei brutta, brutta. La vita fuori ti aspetta insieme a te. Ne facciamo ancora una veloce prima della pubblicità? Sì, va bene, cosa vuoi cantare? Allora, abbiamo fatto brutta, abbiamo fatto brividi. Questa, qui e là, qui e là. Va bene, Di chi è già la qui e canto là? qui e la canto là. Di che già, non me lo ricordo più. Di che già qui e là? Patti Bravo, Ah, no? Patti Bravo. Qui e là, di Patti Bravo, alla voce Juanita, eccola qui. Oggi qui, domani là, io vado e vivo così, senza freni vado e vivo così. Casa qui, io
ecco che tu mi hai presa tutta per te e fra un po' io non respirerò più. Qui e là io amo la libertà e nessuno me la toglierà mai. È già la libertà, quanto è importante essere liberi, uomini, donne liberi. Qui e là io amo la libertà e nessuno me la toglierà mai. Qui e là io amo la libertà e nessuno me la toglierà mai. Oggi qui, domani là, mi piace andare così, senza freni vado e vivo così. Oh yeah. Qui e là io amo la libertà, però qui e là e mo. Grazie, grazie. Ce va là? Se va la pubblicità, però forza. torniamo subito col giochino, quindi preparate il telefonino pronto, eccetera. Va bene, basta, se no poi ce la tiriamo, basta che ce la tiriamo, basta. Pubblicità. Benvenuti in questa seconda parte, in questa notte di lunedì. Pronti per giocare insieme a noi? Punto interrogativo. Bene, il numero è sempre lo stesso che è il 378 4080 506. Mi raccomando, se avete già vinto con quel numero non telefonate più con quel numero, altrimenti il regolamento prevede che non vengano consegnati due premi nella stessa unità abitativa. Arrivo, pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Gianni da Torino. Ciao Gianni da Torino, ma tu non hai mai vinto, Gianni? Ciao. Gianni, tu hai partecipato tante volte a questo gioco e non hai mai vinto. Gianni, mi senti? Dimmi, non ti sentivo. La mia domanda è questa, stavolta te la faccio così, ma tu hai già partecipato tante volte e non hai mai vinto? No, non ho mai vinto, Enrico, E quindi, non ho mai vinto. ragazzi, questa sera è la sera buona. Certo. Speriamo, dai. Oh, Speriamo. andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per Leggiamo Gianni. la domanda. La domanda per Gianni è questa qua. Nel frattempo cerco di regolare anche il volume della telefonata. Allora, chi fu l'arrangiatore di Sapore di sale di Gino Paoli? Morricone, Vince Tempera o Beppe Vessicchio? Morricone, Vince Tempera o Vessicchio? A, B o C? Vai Gianni! Vai Gianni! La C, dai, mi butto. La C. E te sei buttato male. Malissimo, Ma no. che bravissimo, ma che bravissimo. Ho detto malissimo. Ah, che No, bravissimo. malissimo. Era la A, era la A, Morricone. Vabbè, Mi dispiace. era difficile. Sarà per domani sera, sarà per dopodomani quando Va riesci a bene, prendere la linea. a domani sera, ciao. Grazie, ciao. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ma vogliamo parlare anche un po' di questi due premi pazzeschi? Un buono ristorante, uno dei più buoni di Torino, il buono Salute e Benessere, una profumeria la migliore che c'è di È Torino. bellissima. Quindi ragazzi, telefonate, pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono sempre io Enrico da Collegno. Enrico, questa sera è la tua serata giusta. L'ho già detto anche a Gianni prima, però sono convinto che... Sei pronto Enrico?
Come non ho capito, scusami? Lo dico, è la sera giusta, sei carico? Sei bello caldo? Abbastanza. Sei concentrato? Bene, andiamo a leggere subito la tua domanda. La domanda per Enrico è questa. Vai regia. Chi è in arte Marianna Mammone? Noemi, Big Mama o Arisa? A, B o C? Vai Enrico. Chi è Marianna Mammone? Forza, risposta. Allora, Risposta. mi sembra che sia Big Mama. È Big Mama. Bravo! È Big Mama. Bravo Enrico. E adesso Enrico, conta sulla fortuna. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Quale busta vuoi? Quale busta vengo a aprirti davanti? La 3. La 3. Poi la 3. Vediamo come va. Fammi dare una sbirciatina. La 3. Enrico, Dimmi. sei in piedi o seduto adesso? Seduto. Seduto, ecco. Resta seduto perché purtroppo c'è la faccina rossa. No! Mi dispiace Enrico, mi dispiace. Ma va. non si può, non si può. Non si può. Ritenta. Ma peccato. Peccato. Grazie Enrico, ciao, buona serata. Ciao. Ciao. La prima faccina rossa della serata. Se non la altro prima una in faccina meno. rossa della serata. Va bene, altra telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Ecco, avevi preso la linea. Dammi solo il tempo di dirti pronto Dai, chi sei e da richiama. dove. Pronto, chi sei e da dove? Pronto. Cucù. Pronto? Sei in onda, se parli con me io ti rispondo. Niente, chiudo la telefonata perché col finale 5-8 avevi preso la linea, eravamo collegati, ma la telefonata, io chiedo qualcosa, dall'altra parte vediamo. Pronto? Pronto? Oh, ciao, buonasera, chi sei? Non ci crederai, ma sono Giuliano. Giuliano. Ciao, Giuliano. Perché non ci crederai? Sì, ci credo, io credo tutto. Quindi ciao Giuliano, da dove ci chiami Giuliano? Ciao, chiamo da San Germano. Finalmente ce l'ho fatta prendere la linea. Ciao Giuliano. Giuliano da San Germano. E quindi sai già come funziona il nostro gioco. Adesso andiamo a Esatto. leggere insieme la tua domanda. La domanda per Giuliano è questa. Nasce a Santa Lucia, Napoli nel 1951. Chi? Massimo Ranieri, Claudio Villa, Pino Daniele. A, B o C? Vai Giuliano, risposta A. Massimo Ranieri. Bravo. Bravissimo, bravo. E Vediamo quindi se è anche fortunato. c'è solo più una busta rossa, non andarla a scegliere. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Vai. Vado col 2. La 2. Fai un po' di suspense per il nostro amico Giuliano. Ti posso solo dire che non c'è la faccia blu, quindi non c'è un ritenta. Quindi meno male. o hai vinto o hai perso. Aia. Come sei messo a profumi? Servono sempre, mi piacciono. E quindi hai un buono del valore di 50 euro da spendere presso le profumerie Sinatra di Torino. Spettacolo, grazie mille. Bravissimo. Bravissimo. Complimenti, mi raccomando, mandami un messaggino al 348 80 40 254 col tuo nome, cognome e cosa hai vinto e sarò io a contattarti. Grazie mille Ti Giuliano. ringrazio, ciao a tutti. Ciao. Ciao Giuliano, ciao. Eccoci qua. Quindi una busta c'è la faccina, l'altra c'è il premio, vuol dire che Abbiamo ci sono ancora un ancora premio, due buste ok. blu. Comunque abbiamo fatto un sondaggio che le faccine blu sono quelle che vengono fuori meno di tutti. Eppure ci dai. sono, vengono fuori meno. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, chi sei e da dove? Sì. Sì. Pronto, buonasera, io sono Enrico Piretti di Rete 7, sei in collegamento con Casa Piretti, come ti chiami? Beppe, Ciao Beppe, da dove mi chiami Beppe? da Cassino, la provincia di Alessandria. Ciao Beppe, provincia di Alessandria. Sei pronto? Giochiamo insieme, andiamo a leggere la tua domanda Beppe? La domanda per Beppe è questa. Concentrati Beppe, Concentrati. Il cantante LDA è figlio di chi? Antonello Venditti. Devi abbassare il volume della TV però, gentilmente Beppe, grazie. È figlio di Antonello Venditti, Gigi D'Alessio o Gianni Morandi? A, B o C? La C. La C di Gianni Morandi. Mi dispiace Beppe, no, è il figlio di Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio, LDA. Grazie per aver giocato con noi Beppe. Saluto. Ciao, buonasera. Ciao Beppe. Riprovaci. Ciao Beppe.
Mi piace. Poche parole ma buone. Non Eh. importa, poche parole ma buone. Nella vita non è che bisogna sempre dire tante cose. Certo. Poche ma buone. Bravo Vai. Beppe. Allora andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto, pronto? Sono Alfonsina. Ciao. Alfonsina, ciao Alfonsina, buonasera e benvenuta in Casa Peiretti. Andiamo a leggere la tua domanda, Alfonsina? Sì, va bene. Alfonsina, dai che io tifo per te. La domanda per te è questa. La prima puntata del Festival Bar fu nel 1964, 1974, 1984. Stiamo parlando del Festival Bar. A, B o C? Sì, 1984. Lo sai che 20 anni prima, 1964. Grazie per aver giocato con noi. Grazie di cuore. Vuoi fare dei saluti? Vuoi fare dei saluti? Vuoi fare dei saluti? Non ho capito. Vuoi salutare Sì. qualcuno? Sì, saluto mio marito Germano che è qui vicino a me. Ciao Anche ragazzi, noi lo poi salutiamo. mi seguite, Ciao. mi seguite da 6 anni, quindi grazie Eh. davvero di cuore e spero di risentirvi presto per provare a giocare con noi. Va bene, grazie. Ciao, buona Ciao. serata. Grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao. Questa cosa mi ha stupito anche a me quando vado al pomeriggio a cercare le domande per la settimana o comunque per la sera stessa. Credevo al Festival Bar fosse molto più recente, invece no, 1964, la prima edizione. Sono passati, sono passati tanti anni, sì. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Beppe da Torino. Ciao. Beppe da Torino, ma hai già giocato prima? No, sono un altro Beppe io. Un da altro, Torino. un altro Beppe da Torino. Oh, tutti Beppe da Torino. Ma che bello. Allora andiamo subito a leggere la domanda per Beppe 2 da Torino 1. Vai, eccola qui. La città di spaghetti pollo insalatina. Roma, Pechino o Detroit? Spaghetti pollo insalatina. È ambientata una città. Roma, Pechino o Detroit? A, B o C? Vai. Come? Ha messo no, giù. non ci Ha credo, messo perché giù. Era- è caduta, è caduta. Chi è caduta? La Beppe. linea, credo. Credo fosse caduto Beppe. Ho spero detto di no. no, Beppe, no. Andiamo a rispondere. Pronto? Chi sei da dove? Comunque era di Detroit. Sono Marco da Perosa Argentina. Ciao Mark da Perosa Argentina. Buonasera e benvenuto a Luserna San Giovanni. Benvenuto in Casa Peiretti. Sei pronto? Andiamo a giocare insieme, Mark? Sì, va bene. Sì, allora la domanda per Mark è questa. Vai regia, vai, vediamo un po'. Il vero nome di Dodi Battaglia si chiama Edoardo Battaglia, Donatello Battaglia o Donato Battaglia? A, B o C? Vai Mark. Spero B. Donatello Battaglia? Sì. No, mi dispiace. Donato, la risposta è la C. Donato. Grazie per aver giocato con noi, Mark. Un abbraccio fortissimo. Grazie, grazie a te. Ciao, riprova, ciao. Ciao. Ultima telefonata di questa sera, sono le 20:46 minuti, vediamo se arriva ancora qualche concorrente. Certo Eccolo che qua. arriva, rispondiamo. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, come ti chiami e da dove? Roberto da Torino. Ciao Roberto. Sei pronto? Andiamo a leggere? Sì. Andiamo? Andiamo. La domanda per te è questa. Vai regia. La domanda per Roberto è: come si chiama la figlia di Vasco Rossi? Greta Rossi, Rossella Rossi o Beatrice Rossi? A, B o C? Vai. Rossella Rossi. Rossella Rossi? No, pensare che hai detto era la risposta giusta. Greta vabbè. Greta Mi Rossi. dispiace. Grazie per Mi aver giocato dispiace con tanto. noi. Ciao. Grazie ragazzi, Ciao, buona riprova, serata. Ciao, buona ciao. serata a te. Quindi ce ne sta Grazie. ancora una? Stop alle No, telefonate. perché c'è Stop ancora un alle premio, c'è ancora un va bene. C'è un premio, ma facci risparmiare. Però c'è la telefonata. Facci tutto risparmiare sommato, anche la una sera. telefonata è lì, io la prenderei, no. Stop Peccato. quando Io ci ho Peiretti provato. quando Peiretti dice stop con le telefonate, stop con le telefonate. Andiamo a vedere tutte le altre buste. Guani, dammi una Sì, mano invece scusa. grattete l'uria. No, è l'auricular. Nella 6 c'era la rossa, la faccina rossa. Nella 5 c'era il premio 50 euro presso la trattoria. Era la 5, ragazzi, era la 5. sì, mentre nella 4 c'era la blu e nella 1 cosa c'era? E l'altra blu. L'altra blu. Vediamo per se è tutto forza. corretto. È tutto corretto. Corretto. Grazie per aver giocato con noi anche stasera. Grazie a chi ha vinto, grazie a chi ha perso. Tanto noi siamo qui, se avete perso E grazie a chi ci riproverà. Esatto, appunto, non no? vi demoralizzate No, perché noi mai, siamo mai. qui. Regia, un piccolissimo cambio in scaletta. No, prima andiamo a finire tutti i messaggi di questa Sì, sera. ti Ok? prego. Vai, vediamo un po'. Eccoli qua. Eccoli.
Ciao Enrico, ottimo inizio di settimana con Casa Peiretti, una serena oasi di buona musica e allegria. Salutissimi a tutti voi, Francesco da Torino. Ciao Francesco. Grazie Francesco. Ciao Enrico, buon inizio settimana. Alle 20 la mia TV va in automatico sul 13. Bene. Così posso ascoltare la tua musica e quella dei tuoi ospiti. Buona serata a te, ad Alessia. Un abbraccio forte a tutti e due da Stefania da Rondissone. Grazie Stefania. Nel frattempo è bellissimo perché continuano a chiamare, ragazzi. Torniamo domani a giocare insieme. Ciao Alessia, ciao Enrico, da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena, ciao grazie. cara. E poi pronto, buongiorno, è Casa Peiretti che canta, versione reg di questa canzone bella. Un saluto a te Alessia, da Giuliano da San Germano, che questa sera Ha vinto e sono contenta. oltre ad aver mandato il messaggio ha anche telefonato e vinto il buono Profumeria. Grazie. Ciao amici Casa Peiretti, ciao Alessia e Enrico. Vorrei ascoltare i Rem con Losing My Religion, lasciatelo dire, con i colpi di sole stai molto bene. Enrico da Collegno, grazie, ma anche tu ce li hai, quindi ce ne intendiamo di colpi di sole. Io prendo i colpi di sole e anche i colpi della strega ogni tanto, però quello vada, legga. Buon inizio settimana amici, Giovanni e Silvia da Alessandria. Grazie ragazzi. Ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie. Fai un passo avanti. Buona serata, buon inizio settimana a tutti. Come sempre un abbraccio a Maria, Veronica, Nancy e Barbara. Saluti da Aosta, Paola e Francesco. Ciao Maria, Ciao, Veronica, Aosta. Nancy, Barbara, ciao Paola, ciao Francesco. Bravi, complimenti, mi fate sentire tanta voglia di Lady Pool. Abbiamo fatto di recente, veramente di recente, quindi te la mettiamo in programma per la prossima settimana, diciamo, fra due, va. Complimenti Enrico, è sempre un piacere sentirti cantare i mitici Pooh. La settimana parte nel modo migliore anche grazie alla fantastica Alessia. Buona settimana da Edo. Grazie, Edo, grazie mille. Grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia, buona settimana. Potreste fare il tuo brano Dove sei? Un saluto da Fabrizio e Simone di Borgo Sesia. Perché no? Magari già in finale di questa sera, dai. Vi seguiamo tutte le sere, ci fate divertire, emozionare con le vostre canzoni. Ilaria e Walter, Ciao, grazie. Grazie Ilaria, grazie Walter. Buon inizio settimana Enrico Alessia, il duo più bello e bravo di Casa Peiretti. Lilli, Rorà, un bacione grande. Grazie Lilli, grazie Lilina. Ciao Enrico e Juanita, amo ascoltarvi ogni sera, siete super simpatici. Mi mettereste una canzone di Emma, grazie, da Cecilia di Castiglione. Ma certo, ben volentieri. Te la preparo, grazie. Prepariamo una canzone di Emma per la nostra amica Cecilia. Ciao ragazzi, un salutone da Monia e Lino. Ciao Monia. Ciao a voi, bacione. Ciao Lino. Grazie di tutto, bravissimi, viva i Pooh, viva Anna Oxa. Un saluto a tutti da Romy e Roby. Grazie, ragazzi, ciao. Ciao, con tanto di cuoricino. Grazie. Ciao Enrico, ciao Alessia. Finalmente sono arrivate le 20. Secondo me ha fatto bene Pucci a rifiutare Sanremo. È successo di tutto in questi anni durante i vari festival. Artisti che abbandonano il palco, altri che prendono a calci le fioriere, altri che scherniscono le persone sulla propria libertà di assumere farmaci senza rispetto per i danneggiati, eccetera. Altri che vanno in prima fila a pomiciare in diretta ospiti, vita, eccetera. Andrea lo critico perché dice parolacce, ma va bin, va là. Un regia va oltre questo messaggio, sarà un saluto da qualcuno, comunque sia concordo sulle tue parole. Secondo me Pucci hai fatto bene. Io invece non avrei rifiutato. Ciao Roby75, io non avrei rifiutato perché così ti fanno stare zitto. Quindi io sarei andato lo stesso, avrei fatto la mia serata, il mio show, avrei presentato come volevo io e tutto il resto. Io sono di quell'idea lì. Legga. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Mi piacerebbe ascoltare Via di qua, Mina Leali. Grazie, Daniela da Biella. Non la so. conosco neanch'io. Ah, ma stasera andiamo a ascoltarla, Però ci informiamo. Mentre facciamo cena ascoltiamo quel pezzo lì, Sì. perché sono curioso. Ciao Enrico, ciao Alessia, sempre bravissima e bellissima. Sono sempre io, Renata. Un saluto, un abbraccio con affetto. Ciao Renata. Ciao cara Renata, grazie. Renata, grazie. Grazie della tua presenza, del tuo affetto. Ciao Enrico, anche stasera bellissima trasmissione da Felicita e Felice ed Elena. Un buon inizio settimana. Ciao ragazzi, Grazie. grazie. Ciao cari Alessia ed Enrico, grazie di essere qui insieme a noi. Vi amiamo, Titti e Giovanni. Anche noi, tanto. Grazie a voi che decidete di passare quest'ora. Ciao, siete bravissimi. Adriano d'Alessandria. Ciao Adriano, grazie Adriano. Ciao, grazie. Uè, Adriano d'Alessandria. Ciao ragazzi, carina la camicia della Chelucci, Milena, grazie. Oh, hai capito? Grazie, Bella, sì, è un bella. po' particolare, diversa. Metà e grazie. metà. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Luciano di Brandizzo, ciao Luciano.
Buona serata anche a te, come a tutti voi all'ascolto. Un saluto a Teresina di Desana. Ciao Teresina! Ciao Teresina. Bacio a Teresina. Ora vado a vedere dov'è Desana. Ciao Enrico, ciao Alessia da Giacomo di Castagnole. Ciao, Giacomo, ciao. Invece sappiamo bene dov'è Castagnole e salutiamo tutti gli amici di Castagnole. Ciao ragazzi, vi auguro una buona settimana. Tino e Betta. Ciao Tino, ciao Betta. Altrettanto Grazie. a voi ragazzi, grazie mille. Ma- Eccoci qua. Cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Sentirti cantare un brano molto bello. Andiamo indietro negli anni. Occhio regia, perché sto facendo un cambio in scaletta. Domani sera arriverà Dove sei, che è stata richiesta, ma questa sera chiudiamo con i collage, se non sbaglio. Sono i collage, sì? Sì. Con Lei non sapeva far l'amore. Era nata una sera da un gioco perdente tra una donna distratta e una stella cadente. I suoi sensi di colpa le stavano appresso come un vecchio vestito che ti cade addosso. Era bella sul serio, col viso truccato, come un fiore di carta incerto e sbiadito. La sua vita la vide passare di corsa, gliela vissero gli altri, lei fu una comparsa. Lei non sapeva far l'amore e non poteva farci niente, non conosceva l'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Lei non sapeva far l'amore e questo è un fatto marginale, ma un corpo steso sopra il letto a volte ha pure un presto e un uomo lo pagò. Ed un poco per soldi ed un po' per paura, lei decise di usare quell'altra natura. Mise in vendita un viso da bimba perversa e si prese il suo marchio di donna diversa. Lei non sapeva far l'amore e non poteva farci niente, non conosceva l'emozione di chi si vuole bene, di chi sa dire sì. Lei non sapeva far l'amore e questo è un fatto marginale, ma un corpo steso sopra il letto a volte ha pure un prezzo e l'uomo lo pagò. Lei non sapeva far l'amore. E Casa Peretti questa sera finisce qui. Io vi ringrazio
Ringrazio Enrico in regia, ringrazio Alessia Chelucci, sei stata fantastica questa sera. Che bella questa canzone, lei non sapeva far l'amore. Bellissimo. Diamo la linea a Stefano Capano con il gran finale di Nonni e Nipoti, prima stagione questa sera, la finalissima alle 21:30. Salutiamo Luciano Bianchini, salutiamo Margherita Fumero in giuria, salutiamo tutti i nonni e tutti i nipoti, tutti i bimbi che si sono messi in gioco, sono stati bravi tutti, quindi fra mezz'ora il gran finale di Nonni e Nipoti. Noi invece ci rivediamo domani sera, stessa ora, stesse canzoni no, magari no. cioè stessa ora, eccetera eccetera eccetera, non vi dico nient'altro, però domani sera siamo di nuovo qui. Grazie a tutti, ciao! Ciao. A lunedì.